Quest'anno le piazze, le vie e le vetrine di Vico d'Arzere si trasformeranno in un palcoscenico carico di vita e di emozioni. Ogni negozio e ogni angolo della città sarà pervaso dalla magica atmosfera natalizia. Occasioni per condividere insieme momenti di serenità e riscoprirsi comunità. Come da tradizione il comune di Vico d'Arzere, come ogni anno, organizza momenti di festa per stare insieme, per la sua comunità, e ne parliamo col sindaco Adolfo Zordan. Buongiorno, sindaco. Buongiorno. Buongiorno. Hai visto che accoglienza? Un'accoglienza meravigliosa per tutte le persone che arrivano di sabato mattina. E un'accoglienza, si può dire, con l'enogastronomia della zona. Certamente. Settore importantissimo qui. Certamente sì, anzi ringraziamo i nostri commercianti, i nostri artigiani, ringraziamo un po' tutti perché veramente sono sempre nel territorio, sono presenti. Vanno a lietare questa festa che è il Natale, sai che i mercatini purtroppo per maltempo sono venuti a meno, abbiamo recuperato quest'oggi, però la festa è bella, la gente c'è e noi siamo contenti a Vico d'Arzere di iniziare così il Natale. Anzi poi cominceremo con i cibi tipicamente veneto, il musetto, verze sofferae e altre prelibatezze nostre di casa. E tipicamente invernali e natalizi di questo periodo. Sì, perché le tradizioni si sentono forti qua in questa terra e noi facciamo di tutto per mantenerle. Certamente sì, non bisogna perdere né la storia né le tradizioni perché sono importantissime anche per i nostri ragazzi e per il nostro futuro. Senza memoria credo sia difficile a vivere in tranquillità e portare cultura sul nostro territorio. Allora portiamo questa antica cultura nelle case dei nostri telespettatori. Vediamo cosa si mangiava qui una volta e cosa si ripropone anche al giorno di oggi. Certo, credo che manchi soltanto una cosa, dico proprio l'ultima cosa. Sì. Mancherebbe pointa e renga, però... Verze soffegae qua coega de masso. Sì. E quindi si facevano come? Sì, perché una volta era gli mangiare alimenti povero. erano Sì. gli Mangiare alimenti povero. poveri, la verza costava niente. Niente, perché tutti quanti che aveva, e il masso lo aveva praticamente tutti, perché mangiava tutti. E quindi si facevano questi alimenti, Sì, sì. le verze con la cotenna di maiale. Però adesso al giorno d'oggi ci sono delle innovazioni proprio Sì. per la digeribilità. Certo. E quindi cosa viene aggiunto a questo piatto? La mela. La mela. Sembra poco, ma la mela toglie, diciamo, quella sostanza, la vezza, che non ti fa digerire. E si mangiava naturalmente col saiame. Col saiame, Sì. Messo su Su agraea, agraea. messo sul camminetto, vero? Sì, o sulla cucina. la stua Cucina economica. Esatto. In queste zone il sindaco si uccideva verso novembre, dicembre. Si sacrificava. E quindi si mangiava il saiame cotto. Vediamolo un po'. È un salame chiaramente fatto in casa, sale e pepe naturale, non c'è nulla di chimico. Certo, i prodotti Poi tipici di questa zona. Tengo anche un po' di polenta insieme. No, una volta si faceva polenta sul cagliero de rame. Sul cagliero de rame. Eccola qua. Poi una volta si Nel cucina. classico piatto, altro alimento molto economico erano i fagioli. I fagioli. I fasoi. I fasoi in umido o anche questi fasoi in teccia, come si diceva una volta. In questo caso sono fasoi in teccia arricchiti con peperoni, pomodoro e via dicendo, un po' di piccante come c'era anche una volta e hanno un gusto particolare chiaramente. In alternativa al salame abbiamo il cotechino.
Sindaco, questo è quello che il comune propone per la festa della sua comunità, ma Diciamo che questo è un assaggio, perché tutti quanti hanno un ristorante dove si mangia molto bene, nel territorio ci sono parecchi ristoranti. una pizza non a caso questa. No, una pizza non a caso, con prodotti del territorio, zucca, radicchio, salsiccia. Mi sembra che è alla stessa stregua di quello che abbiamo visto che era il cibo di una volta. Ho voluto riportarlo, ho voluto farlo attuale su un prodotto che è la pizza. Si finisce in bellezza e in dolcezza con un primo premio. Certo, questo è il panettone tradizionale e lo special edition di quest'anno con i lamponi e pistacchio, e abbiamo anche i risaetti, che è sempre un prodotto tipico veneto, una specialità. Sì, tutti i prodotti che si mangiavano una volta, anche al giorno d'oggi, che riscaldano la mente, il cuore, il palato e l'anima. Bancarelle, spettacoli, Babbo Natale, la Befana, tanti gli eventi, ne parliamo con Cristina Mason, assessore al turismo. Ciao Cristina. Buongiorno Ida, ben ritrovata, ben ritrovata. Abbiamo subito naturalmente non uno ma ben 2 babbi Natale che ricevono le letterine dei bambini. Hanno ricevuto anche la mia questa mattina. Benissimo, per la parità di genere quest'anno ne abbiamo voluti 2, sia maschio che femmina. E come vedete ci sono tutti i bambini qua a guardare lo spettacolo, uno dei tanti molteplici spettacoli che stiamo dando durante le festività di Natale. Abbiamo cori natalizi, spettacoli per i bambini, spettacoli presso il Palacertosa, la Villa Zusto e per finire poi l'arrivo della Befana per tutti i bambini con le calzette per tutti. Tutti questi spettacoli li possiamo trovare dove? Sul sito del Comune di Vigo d'Arzere e sulle pagine social Facebook e Instagram, sempre del Comune di Vigo d'Arzere. Di rosso in rosso passiamo alla solidarietà. Andiamo. Panettone solidale per un'Italia che aiuta. Anche qui a Vigo d'Arzere. Un pensiero della nostra Croce Italiana, sezione di Vigo d'Arzere, che è qui presente con noi ai mercatini di Natale. Il Natale di Vigo d'Arzere è un'occasione per riscoprire la comunità, passeggiando con le persone care nel cuore. Come da tradizione, il Comune organizza tanti momenti di festa per celebrare il Natale in comunità, per allietare i bambini e pensare ai cari, anche attraverso la scelta dei regali di Natale, da scegliere tra i negozi e i mercatini del centro. Cristina, importantissime sono le vetrine dei negozi, vere e proprie opere d'arte per loro quest'anno e per tutta la città, un concorso importantissimo, la prima edizione. La prima edizione della vetrina più bella di Vigo d'Arzere o la più bella del reame di Vigo d'Arzere, così è stata chiamata. È un concorso che vuole premiare l'allestimento delle vetrine a tema natalizio, qui anche grazie al contributo della Camera di Commercio di Padova. E di vetrina in vetrina. Anche quest'anno viene riproposto il concorso Arte in vetrina. Arte in vetrina è un concorso che riproponiamo ogni anno per le scuole dell'infanzia, dove i bambini fanno un disegno, ogni scuola fa un disegno e vengono poi appesi nelle vetrine degli esercizi commerciali e alla fine tutti premiati. Abbiamo parlato di quanto importanti siano le tradizioni qui in questa terra, che vengono mantenute anche dai negozi che hanno più di 40 anni di attività, per quale la Regione dà un riconoscimento. 2 nuove attività premiate dalla Regione Veneto proprio per la loro costanza nel mantenere la licenza per più di 40 anni. Adesso andiamo a visitarli. Andiamo.
Ed eccoci all'ottica Pelosin, qui di Vico d'Arzere, negozio storico, ha ricevuto dalla Regione Veneto la targa di questo grande riconoscimento. Barbara, com'è cambiato e come cambia il lavoro in questi 40 anni? È cambiato tantissimo perché la tecnologia ci aiuta sempre di più a fare delle lenti per gli occhiali da vista personalizzate. Noi siamo sempre alla ricerca di tanto made in Italy, marchi magari meno conosciuti ma con qualità superiore. È Natale, Barbara, e a Vico d'Arzere non può mancare la solidarietà. Abbiamo il nostro pelosino. Questa è la nostra mascotte, creata da Andrea, che è il titolare di Ottica Pelosin, che è molto sensibile a quella che è la visione soprattutto nei più piccolini, quindi nei bambini. Si è impegnato assieme allo staff del negozio a fare degli screening visivi sugli asili che ci ospitano per tenere anche i bambini sotto controllo a livello visivo. E questo è il passato che si fonde con il futuro. Nel 1936, di generazione in generazione, nasce la farmacia Bresciani in un piccolo negozietto, poi il papà Pietro la passa al figlio Filippo. Siamo qui dal 1973 come famiglia Bresciani, insomma, prima mio papà e poi io. Ci occupiamo della salute del centro di Vico d'Arzere dal 1973. Fare il dottore di una farmacia è più un lavoro o la sente anche quasi come una missione? Questo è una missione e anche un lavoro. Il lavoro è abbastanza pesante. Se non hai una passione, se non hai uno spirito dentro che ti spinge a fare questo lavoro, questo mestiere, sinceramente è molto molto difficile farlo. Uno spirito ancora più grande, specialmente perché io immagino che la comunità un po' se la sente anche sua. Io spero di sì, di avere dato questo input alle persone, che abbiano capito, insomma, che ci occupiamo della loro salute e questo viene prima di tutto. Questo è il Natale di Vico d'Arzere. Questa è l'importanza di stare insieme e di costruire un futuro di serenità. E grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io naturalmente vi do appuntamento alla prossima puntata con il nuovo viaggio di Itinerari. Buon Natale!